ciao a tutti dal comandone veneziano, sono scioccato. Prove libere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sempre primo tranquillo, 12esimo in Q2, cioè veramente non capisco il crollo del Q2, il crollo comandiano in Q2. Quindi 12esimi, speriamo bene, un po' di zoccolone qua in giro, ma il problema è che con 12esimo posto rischio incidenti dietro l'angolo. Andiamo raga, Gran Premio dell'Inferno. Di partenza, comincia il Vai! Si parte Gran Premio del Giappone. Attenzione, Escargot cade. Un po' davanti a noi. Per me la testa è già rivolta alla prossima stagione. Tanto qua più di tanto non posso fare. Cerchiamo di finire bene ovviamente. Vardio. Dio povero. Scusate. Eccola là. Eccola là. Danni mode. No, vabbè. No, mi rifiuto, vabbè. Ritirato. Bravi. Ma stiamo scherzando. No, mi sono rotto i coglioni. Mi sono rotto il cazzo, siamo settimi. Non è ammissibile, dopo 2 curve, dai, ci stanno le 50 bestemmie di grigio. Cioè... Andiamo in Australia. Va bene così, dai, ormai ripeto, il mio pensiero è solo rivolto alla season number 3, in inglese. Andiamo. I motori sono caldi. E vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Sono sincero, raga, comunque sto un po' valutando i danni, perché è vero che sono belli, stupendi, però non è possibile che basta un minimo e praticamente la riesci per tenere la moto in pista. Market fuori, godo. Spero niente di grave ovviamente. Ecco. La qualifica è tutto. La qualifica è tutto. Meno moto da superare meglio è. È brutto da dire ma è così, perché sennò al primo contatto vai fuori. Cioè non è che vai fuori, cioè tu hai danni leggeri e non tieni più la moto, quindi in 2-3 curve perdi posizioni, altro contatto e ciao, saluti. Questa è la triste e dura realtà. Finalmente, dai, cerchiamo di fare una bella rimontona. Ecco. L'ho presa veramente male. Dovrei stare sempre in miscela 2. Occhio. Dai. Sto commentando poco, ragazzi, sto cercando di concentrarmi per quel che posso. Ma porca puttana, basta. Facciamo, va. A questo punto ora finiamo la stagione. Tra poco la regia. Qua rischio anche. C'è un posto. Ah, sono nervosissimo, ok. Bravi. Sì, finiamo oggi perché mi sono rotto il cazzo. Ma veramente tanto, ragazzi. Pole position, ma vabbè, insomma. Prevediamo altro ritiro in gara, ormai sono che sono furioso e dir poco, Vabbè, speriamo di finire almeno la penultima gara decentemente.
Vai, si parte dopo 2 ritiri consecutivi, dopo un disastro devastante, dopo veramente, anzi 3 forse ritiri, perché ho fatto il secondo posto ad Aragon, dopo non lo so, ho detto le Marquez fa una curva incredibilmente schifosa. Va bello che ho fatto dopo una pole tranquillissimo, ho massacrato gli avversari, magicamente in Malesia torniamo iper competitivi. In verità gara favorevole, ma anche sempre stato anche Filippo Isola, cioè. Oh, ci sono delle gare dove la CPU sembra mongola. Non lo so, si vede che dopo tanti ritiri vogliono darmi qualcosa. Questa la vinciamo secondo me. Ma proprio ve lo giuro, sento qualcosa di diverso, sento come che la CPU non è più battagliera come prima. Non so come spiegarlo. Cioè qua in Malesia pole tranquilla. Siamo qui, certo che quando parto in pole però sembrano mongoli anche gli, cioè nel senso, quando parto a settimo, ottavo, fioi, mi ritiro sempre. Boh, vabbè. Cioè, non capisco. Adesso qua sembra tipo l'ultima gara che ho vinto, che non mi ricordo neanche dove. Quando parto in pole, ciao. Vabbè, adesso per carità posso sbagliare io, però cioè, guarda già, sono già in fuga. È devastante. Primo giro da fenomeno, in realtà non lo so raga, non lo so, è veramente tutto così inspiegabile. Quanto amo la Malesia, quanto amo la Malesia. Proprio c'è la fuga. Tipica fuga kumendiana di quando vado in pole. Se vado in pole, a parte Assen che l'ho sofferta, ma Assen è durissima, quando vado in pole difficilmente perdo. Quindi abbiamo capito, le qualifiche sono iper fondamentali. Insomma rifaccio l'errore perché però qua veramente sembra sentenza kumendiana. Mi fa un po' rischiato. Tutto leggermente inspiegabile. Per il momento gara iper tranquilla, molto diversa dalle ultime 3, più simile al secondo posto di Aragon, che è stato circa così, solo che Marquez è scappato via subito e gli altri però erano stradietro. Qua addirittura quasi 4 secondi in 2 giri a Marco Marchetto. Vabbè, non serve a niente, ma magari finire la stagione con la vittoria non mi fa schifo. Fastest 3 laps remaining. Questo non si possono cambiare le impostazioni durante la carriera, cosa veramente ridicola. Neanche a fine carriera, infatti non sono riuscito a cambiare i laps a fine della prima stagione. Sono delle gare dove aumentare la difficoltà ancora e altre dove è impossibile. Non lo so. Allora stiamo a 100 e basta. 100 in ogni caso raga, lo dico, non cambio più. Mi sono proprio incazzato, cioè è possibile.
Cioè, se parti primo puoi dominare così, se parti settimo praticamente devi sperare di non beccare minimamente nessuno perché sennò è finita. In verità sarà anche reale, però i danni sono troppo secondo me, cioè il danno leggero deve essere un danno più estetico. Dal moderato ci sta, però no che col danno leggero ogni curva praticamente è finita, cioè. No, mamma mia. Qua ciacolando. Ci facciamo anche Valencia e finiamo sta cazzo di stagione maledetta con sta KTM del Kaiser. Prossimo anno voglio lottare per il mondiale, non dico vincerlo ma voglio lottare il terzo anno, Che mai visto la stagione così, o bei risultati o ritiri. Al momento non c'è storia qui a Sepang. Laps remaining. Ok. Tutto molto spiegabile, raga, veramente. Sì, beh, se sbaglio io ci sta. My god. Dai che iniziamo l'ultimo fottutissimo giro. Cioè stavo girando molto meglio a Filippo Isola secondo me. E qua c'ho un vantaggio ormai che fra un po' posso anche cadere e vinco comunque. Mettiamo Michele a 0 per sicurezza che non si sa mai qua. Ho bisogno di questa vittoria solo per il morale. Una gara alquanto bizzarra. Chiudiamo la stagione a Valencia e poi vediamo un po' con la moto. Cambierò la livrea, farò un po' di aggiornamenti, anche il casco. Sono molto fiducioso per la prossima stagione. Certo, devo fare qualifiche almeno qua, cioè se mi va male devo arrivare quarto in qualifica, perché sennò ho capito che le dura. Addirittura con Michele a 0 guadagno tantissimo. Cioè con Michele a 0 ho guadagnato più di Michele a 1. Vai cazzo, vai! Vai verso l'inspiegabilità. Penultima curva.
7 lunghissimi secondi, la gara più dominata finora dal Cume. Che bello. In una settimana. No! No, no, no. Non ci credo. Non ci voglio credere. Nonostante la caduta. Ciao. Prima di assistere alla premiazione sul podio andiamo a dare Ma una guardia ai risultati. Ma che podio, non interessa niente. Questa vittoria è il vero Riprendiamo la diretta dal circuito. Ciao. Raga, ci becchiamo dopo le qualifiche in Malesia, in Valencia mondiale, fatalità quando ormai tutto è deciso, tutto è scritto, tutto ciao. Vabbè, vediamo cosa combiniamo. Si è messa la più dura rispetto a Sepang, ma boh, vediamo, tanto le Grid Girl. Vediamo sta cacchio di stagione. Go. Aspetta, che cazzo. Vai. Bella partenza. Perso qualche posizione. Mi sembra dalla partenza sembra già diversa la gara rispetto a Sepang. Vabbè, vediamo cosa combiniamo. Però sembrano più agguerriti qua in mani gli stronzoni. Secondo me è in base veramente, se non dico il caricamento perché non parliamo di giochi degli anni 90, però ci sono delle gare dove tu parti in un certo modo, superi la prima curva, sono dietro e tra virgolette è in vantaggio. Adesso Market per esempio vola, cioè non... Sicuramente Valencia è una gara favorevole ma non quanto Sepang, però qua vanno più forti, c'è poco da fare. Primo giro andato. Cerchiamo di finire magari con una vittoria un podio, visto che Marquez in Spagna è imbattibile. Comunque anche se Sepang sono caduto per poco, cioè all'ultima curva. Incredibile, è proprio incredibile. Speriamo di non avere questi problemi in Ducati perché... Scusate ragazzi se non commento, ma vorrei chiudere bene. Cioè, adesso sto guidando, a mio parere molto meglio della Malesia, sono quarto, con Marquez in fuga. Perché? Spiegamelo gioco, se mi vuoi un po' di bene spiegamelo. Grazie. Dai Beppe, dai. È che il podio non sarà dura il podio, Stiamo avvicinando al quarto.
piacere di chiudere la stagione bene, salutare la KTM e cominciare col mio team la scalata verso la gloria. Bravo, qua hai fatto una buona cosa, sto guidando molto meglio di Sepang. Andiamo a prenderci il podio, lo possiamo fare. Bella sfida col quarta. Superiamo il quarta. Vedi, il quarto è un pazzo, ci ha già massacrato, non mi ricordo dove, forse a Misano. Quello che mi dà fastidio è che veramente sto facendo una bella gara, molto più pulita e precisa rispetto a Sepang, ma qua c'è la fuga marcheziana, perché siamo in Spagna e deve vincere lo stronzo maledetto. Ti vogliamo bene, Marquez. Vogliamo un gran bene a Marco Marchetto. Questa è veramente una curva orribilante. Salvo errori, comunque che il secondo posto è alla nostra portata. Vediamo il prossimo anno cosa facciamo. L'obiettivo è veramente lottare fino all'ultima curva di Valencia almeno. Ecco, fare tutte gare così come quella di oggi. Questo è l'obiettivo. Se finisce bene, proprio sempre due gare belle, due brutte, una bella, una brutta. Vediamo se è così veramente, non lo so che dire. Incidente per Tito. No. Non far cappelle. Dai, prendiamo la scia. Bello. Buon sorpasso. Adesso c'è Marquez che in Spagna deve vincere per forza. E comunque vada, sono le gare che devo e voglio fare. Perché me ne viene ogni non so quanto, porca miseria. Molto attento con la benzina, Vediamo di
miscela. No, 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 no. No, vabbè, non ci credo. Mamma mia, quanto ho rischiato. Cosa ho rischiato? Non ho parole. Perché io errori ne faccio, non posso dire il contrario. Solo che sto rischiando con la benza, Final lap. Ci mancava anche la benza. Devo andare di risparmio di benzina. Tanto Marquez non lo prendo. Ah sì, esce inizio. No vabbè. L'ultimo giro dove sono tutti fenomeni. Altra cosa che mi fa incazzare ai massimi. Adesso tutti girano molto più veloci. Vabbè. Per carità, io sono anche in miscela 0. Infatti adesso cerco di aumentare perché sennò non arrivo a secondo. Mamma mia. Loro si buttano. Loro si buttano. Che te ne frega tanto se c'è l'avversario? Affancuore va. Ok, grande prestazione. Finisco bene il mondiale. Vince Marquez, ma il primo posto in Malesia, il secondo a Valencia. Ma questa è una gran gara. Manco male. Finiamo bene, ma comunque chiudiamo settimi. Questo secondo posto è un ottimo risultato. Vabbè, ciao, non ho coglioni tanto, serve a poco. Oh, vediamo l'andamento, anche 5 vittorie, 9 podi, 12 pole. Beh, in realtà pole ne ho fatte, Ora, vittorie, ritiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ritiri. 6 ritiri, e 3 alla fine, insomma. Beh, è stata una brutta stagione alla fine. Ok. Adesso dovrei... Ok. Comenda GP Team. Va buon raga, sotto il comandante veneziano, sono dovuto un po' modificare tutto. Abbiamo finito bene, ma adesso voglio qualcosa di più. Ciao!